Ciao a tutti ragazzi e bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera parla di un grande tema, l'amicizia, e parla anche di come il tempo modifica questo legame. Eh, Leggiamola subito e poi ne parliamo un attimo. Allora, il titolo è Veri amici. Molto tempo fa, in Cina, c'erano due amici, l'uno molto bravo a suonare l'arpa e l'altro molto bravo ad ascoltare. Quando il primo suonava o cantava di una montagna, il secondo diceva «Vedo la montagna, come se l'avessi qui, davanti a noi». Quando il primo suonava a proposito di un ruscello, colui che ascoltava prorompeva «Odo l'acqua che scorre». Ma quello che ascoltava si ammalò e purtroppo morì. Il primo amico tagliò così le corde della sua arpa e non suonò mai più. Da allora tagliare le corde dell'arpa è stato un segno e un gesto di grande e forte amicizia. La storia, per quanto possa sembrare molto triste o tragica, non è così. Cerca di dare un timbro di importanza a che cosa? Non a un soggetto che è mancato, a un amico che non c'è più, ma al legame che avevano, a quel filo che avevano assieme, al fatto che non tornerà mai come prima, ma che l'unico vero e grande uditore di quella musica era il suo amico, il suo grande amico, il suo vero amico. Torniamo un attimo alla storia perché è al soggetto principale, cioè l'amico che taglia queste corde per sempre e non suona mai più. È vero, non suona mai più, è vero, l'amico è morto, è deceduto, però attenzione, la sua grande amicizia resterà grande finché lui non suonerà con altre persone, finché lui non sostituirà questa grande amicizia con qualcun altro. Ma perché? Perché quell'amico era unico, insostituibile. Era quel paio d'orecchie in più che permettono a una melodia di essere luci, colore, immaginazione, musica. Sicuramente è bello suonare e fare musica e sicuramente è bello il suono di se stessi da ascoltare mentre si suona. E ovviamente è anche bello avere un paio d'orecchie che ascoltano la propria musica, ma anche è bello avere un buon teatro pieno e quindi tante orecchie e tante anime da scaldare e, se volete, da allietare con un po' di musica. Quindi mi viene da dire, tanti possono essere quelli che ascoltano, però pochi, forse veramente sulle dita di una mano si possono contare, sono i veri amici. E è questo quello che vuole spiegare questa storia. L'amico non suonava per fare teatro e quindi avere una platea enorme, avere un grande pubblico. Lui si divertiva con il suo amico. Suonare di nuovo senza di lui non sarebbe altrettanto bello, non sarebbe, anzi sarebbe probabilmente un dolore, una fatica, un ammalare la mente. Invece, avere dei ricordi e tenerli fermi assieme al suo amico, perché è questo quello che fa la persona che è rimasta in vita. Decide di troncare e tenere tutti i ricordi e di non sostituire quell'amico con nessuno e di non modificare assolutamente quelli che sono le memorie e i ricordi che avevano assieme. E questo per me è molto bello ed è anche molto umano, nel senso che è rendere gloria, è rendere onore a un'amicizia che non troverà sfogo nel futuro se non ricordando il passato. Però non è persa questa amicizia finché c'è memoria, finché c'è ricordo e cuore caldo che si sveglia al ricordo. Nel momento invece in cui c'è la dimenticanza, l'assenza del ricordo, è lì probabilmente è da farsi una domanda, ma era davvero grande amicizia? Ecco, nonostante, ripeto, la storia sia triste e un pochino tragica, però dà un grande insegnamento. E nella storia del mondo, cosa che ci dice? Che da quel giorno e da quel momento, quando l'amico che suonava perde il suo amico che ascoltava, da lì tagliare le corde dell'arpa è diventato un gesto di grande e forte amicizia. Secondo me è un modo, se volete, di ricordare
che fa bene, è un modo di ricordare sano, anche perché altro non c'è molto da fare. Non si può riportare in vita qualcuno, nonostante lo si voglia moltissimo. Quindi un consiglio: vivete intensamente i legami di amicizia, cercate di conoscere più persone possibili, perché il vero amico probabilmente è dietro l'angolo, ma finché ci chiudiamo in noi stessi non lo trovate facilmente. Cercate sempre di essere propositivi, attivi e di fare tante esperienze. Questo è il consiglio che mi sento di darvi. Vivete nel futuro, vivete nel presente, benissimo, però abbiate sempre un po' di memoria, perché ricordare vi permette di scegliere in che direzione andare meglio del vostro futuro e anche quali persone del passato portarvi dietro in questo percorso. Un saluto, ciao!